Domenica mattina verso le 10 i medici del SUEM sono intervenuti a Spinea, zona Villaggio dei Fiori, dopo che una donna ha trovato il figlio 36enne privo di sensi. Ma nonostante l'intervento tempestivo, per lui non c'è stato nulla da fare, era morto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo, ma il sospetto è che possa trattarsi di un decesso per overdose. Se l'ipotesi dovesse essere confermata, si tratterebbe dell'8ª morte nel giro di pochi mesi per la stessa causa, una partita di eroina più forte, spacciata soprattutto dai nigeriani che avrebbero rubato gran parte della piazza ai magrebini di Mestre, dove nei giorni scorsi hanno perso la vita una 21enne e un 44enne, in entrambi i casi collassati dopo aver assunto lo stupefacente. Le indagini sono in corso, mentre 2 spacciatori sospetti sono stati bloccati e portati nel commissariato di Via Carossa. L'elenco dei decessi si allunga, arrivando a 8 negli ultimi mesi, 3 in una decina di giorni. E mentre i controlli da parte delle forze dell'ordine si stanno concentrando su determinate zone e persone, i servizi sociali del comune hanno attivato un piano di intervento soprattutto nei confronti dei giovanissimi consumatori, che coinvolge anche il mondo dei social network.